poeti mistrettesi nostri. L'unica che ho voluto mettere, che non è di un mistrettese, è di, secondo me, io lo vivo da quando lo conosco, diciamo, non in vita, attraverso le sue opere, come il padre putativo di tutti i poeti. Saluto. Come il padre putativo di tutti i poeti dialettali siciliani, Ignazio Buttitta. È una poesia breve, ma secondo me molto bella. Si chiama L'uomo e la natura. Cielo, che non hai occhi e manni chianto. Mare, che non hai bocca e te la mente. Luna, che vieste senza avere manto. Terra, che non hai sangue e sei vivente. Acqua, che benedici e non si santo. Sole, che bruci e non si fuoco ardente. Aria, che rune all'uomo sciato e canto. Si ti sorgiva d'incia la mia mente. Questa poesia è quella che vi reciterò adesso, un'ode, quasi un'esaltazione alla nostalgia, a questa emozione, a questo sentimento che proviamo in mondo, almeno io provo. Ed è stata scritta da Graziella Di Salvo, qualcuno conosce, una mistrettese, che ne ha scritte altre, ma questa secondo me è proprio, l'ho presa dal Centro Storico, che è un giornale che fa conoscere secondo me molto della nostra tradizione, e Graziella Di Salvo è stata, perché insomma l'hanno fatta conoscere loro più che altro, io l'ho scoperta attraverso loro. Non dico altro, ve la leggo. Torno Narriere si chiama. Torno Narriere assai con la mente, pensate, un ne crescie carusa, quando ogni caruta 100.000 correvano. Che te facisti gioia, Palomena, non ti scantare, e niente, ora te basta. Torna a giocare. E tutti mi chiamavano Graziella, porta sto purnesino a donna Pinna. Tale, non ti sediare per favore, io hai queste scarpe vecchie a rosolare, lasciale il tuo scarparo, sperniata la vanetta. E quando stai a nicchia, che a buffetta china reformiento, ma a metà va pannettare. Vieni, Meresia, aiutami tanticchia. E io partia preata, perché capia che Roppo mi addeccava con una giunta la mia non le mollise, con un pugno recicere caleate, con 4 fico sicche e un granato che aveva tenuto sopra un cantarano per abbellimento. Ma quando spiegai, passai per signorina e non potte chiudere fuori a giocare. E manco mi mandava una servizia. Però, che mente sempre io volando, come un acido libero che non conosce e che non ha viaggi. Pochissime parole su questa, non c'è bisogno. Da Lumareddi, di Enzo Romano, a me Maciuzza. Era Necuzzo quando me lasciaste. Tu in cielo ti misti. E io non fermo. E solo arrestai. Perché mi abbandonaste? Speddiva a stagione e Bennarriere un mirno. Ma nudo ne verazza messo in cia lo freddo che sentia. Nudo verava le luci to carezze. Madre mia, sconsolatietto la sera mi corcava. E dentro il cielo un angelo scendia
la stessa voce tua e mi parlava, mammuzza, assomigliava proprio a Tia. E come a Tia, ria e mi tagliava. Io stenia i manuzzi per incugnare la mia, ma io mi ria e si allontanava. L'ultima, ecco anche il principio, diciamo, cronologico di selezione di queste poesie, è di Filippo Giordano. Anche qui poche parole, ma un paio li voglio dire, perché fa a pari questa poesia che si chiama Che nicche e nacche con la poesia che la Pinuccia ha recitato sul Golgi, l'Istituto di Riposo, perché secondo me lì da un certo punto di vista e qui da un altro viene, come ho detto prima, dato valore, quello che ha, alla vecchiaia. La scorcia delle muni scamusciate di Enzo Romano, che nicche e nacche. Sopra un follizzo ne stava assettato, in una casa d'anticchia sderropata, vitte micchiarieddo appenzerato. Sa bene a riga, ci disse. Vossia, aveva per caso bisogno di mia. Portare mi volesse per paese, sto panaro ramienno le muddise. E io pure quattro fico maredde, ma è troppo stellassata la me pelle. Sto sgangere racina me cuglie e soprattutto la mienno le mettie. Io che macchina vai a liegio, se tu vuole ci voglio un passaggio. Con mia non si sente suazzare, non c'è un motivo da resagliare. Tu sei figlio di Mariano, te conosci, che stava nel tuo quartiere vascio. Ora chiude la porta scancarata, a così cominciamo a fare sciata. Stamattina mi resta la testa a restare, vinne ste fico a rimpiccioliare. Ma se impastava tu, l'avevi a lasciare. Non hai più le ali che per certe imprese, valia non hanno più le mie cammise. Alleggio che io avanti scorduriava pensiero ancecante. Uvere da sotto il gonzaro, dopo spararo a sciacca le mani. Da casa vire chi dalle vancata, c'hai un ricordo una zubbagliata. Parlando, intrarrevavo, quattro sganghe per forza me la sa. Non saccio come dai a ringraziare, fino a chincia mi veniste a lasciare. No, non ne voglio, sia lasciassi stare, che nacche, tu te la pigliare. Ossia, non realo già figli, i so parole, rincia sta cornice. Secondo momento è un racconto di Gabriel García Márquez, La vedova Montiel, che Liborio ha adattato con parti in siciliano e con parti lette e recitate da Pinuccia Rosetta. Il racconto è la solitudine del potere, la paura, l'inutilità del potere. Loro lo rendono in una maniera, direi quasi, non lo so, non saprei descrivere, perché sono momenti molto intensi che fanno vivere col racconto di questa donna che resta sola alla morte del marito. Il signor Carl Michael, è quello che racconta e fa la parte in siciliano. Il resto del racconto viene fatto da Pinuccia.
Quando morì Roncosè Montiel, tutte si sentiero vennegate, tranne a sua vedova. Ma nudo, riconosciuto nel paese, poteva credere che era morto per davvero. Pure quando metterono tabuto, tutto pompiato di cuscina e di lenzuola di lino, non ci potevano credere. L'avevano vestuto di bianco, ci avevano mettuto queste valette di vernice, l'avevano allecchettato che pariva più vivo ora che era morto di quando era vivo. Era lo stesso Ronchiere Montiel, raro mine che era messo a lutto, solo che scancera aveva la frusta in te mano, aveva un crocifisso. Prima di fare il suo funerale, non nel paese poteva ancora credere che era morto per davvero. Per potercelo fare credere, c'ha per ammettere tante vite in tabuto e ha per ammurare tante pece nella tomba. Eppure, troppo funerale, non nel paese poteva credere, tranne a sua vedova, che era morto di morte naturale, perché tutte, dico tutte nel paese, se l'aspettavano morto, sparato, scuro in te spalle. Ma la sua vedova era sicura di vederlo morire vecchio nel suo letto, confessato e senza agonia, come un santo moderno. Si sbagliò soltanto di qualche particolare. José Montiel morì nella sua maca il 2 agosto del 1951 alle 2 del pomeriggio, a causa delle infuriate che il medico le aveva proibito. Ma sua moglie si aspettava che tutto il paese partecipasse ai funerali e che la casa fosse piccola per contenere tanti fiori. Invece vennero soltanto i compagni di partito e le congregazioni religiose, e le uniche corone furono quelle dell'amministrazione municipale. I suoi figli femmine parecchi e il suo figlio mascolo lo consolato la Germania ci mandarono un telegramma lungo 3 pagine. Certo, si vedeva che l'avevano scrivuto a ditta con chiostro alla posta e che avevano sciazzato tanta carta prima di mettere insieme 100 dollari le parole. Quella sera, a 62 anni, mentre piangeva sul cuscino dove aveva appoggiato la testa l'uomo che l'aveva resa felice, la vedova Montiel assaporò per la prima volta il gusto del risentimento. Mi rinchiuderò per sempre. È come se mi avessero messo nella stessa cassa con José Montiel. Non voglio sapere più nulla del mondo. Era sincera quella donna fragile, lacerata dalla superstizione, sposata 20 anni per volere dei genitori, con l'unico pretendente che le avevano lasciato vedere a meno di 10 metri di distanza. Non si era mai trovata a contatto diretto con la realtà.
3 giorni dopo il funerale, capì tra le lacrime che avrebbe dovuto reagire, ma non riuscì a trovare lo scopo della sua nuova vita. Era necessario cominciare dal principio. C'hai tante segrete che non così Montiel si portava una tomba. C'era chi una combinazione della cassaforte. Un sindaco pigliato poliziotti ci fece portare la cassaforte nel patio e ci fece sparare una serratura, pompa da pom. Per tutta una mattinata la vedova Montiel udì dalla stanza da letto scariche fitte successive regolate dai comandi dell'alcage. Mancava soltanto questo: 5 anni passati a pregare Dio che facesse smettere le sparatorie. E ora devo essere io grata se sparano dentro casa. E quel giorno fece uno sforzo di concentrazione, chiamò la morte e nessuno rispose. Stava cominciando ad addormentarsi quando una tremenda esplosione scosse le fondamenta della casa. Avevano dovuto far saltare la cassaforte con la dinamite. La vedova Montiel emise un sospiro. Ottobre si cantava con piovere e fame. E da povera vedova si sentia sperduta nella massaria da Don José Montiel e nannoleava da stanza a stanza. Il signor Carmichael, vecchio e incutto servo della famiglia, si occupava dell'amministrazione. Quando finalmente riuscì ad accettare il fatto concreto della morte del marito, uscì dalla camera per occuparsi della casa. La spogliò di ogni ornamento, foderò i mobili con dei colori funeri e ornò con nastri funebri i ritratti del morto che erano appesi alle pareti. 2 mesi di clausura le avevano fatto prendere l'abitudine di rosicchiarsi le unghie. Un giorno, con gli occhi arrossati e gonfi per il fiume di lacrime, si accorse che il signor Carmichael stava entrando in casa con l'ombrello aperto. «Chiuda quell'ombrello, signor Carmichael! Dopo tante disgrazie che abbiamo, mancava solo che entrasse in casa con l'ombrello aperto!» Il signor Carmichael lo metteva l'ombrello alla gnuna. Era un vecchio, con la pelle liscia, vestuto di bianco e con tagliozzella che si aveva fatto in te scarpe per dare aria ai cadde. L'ho fatto solo perché si asciughi, signora. Per la prima volta, dopo la morte del marito, aprì le finestre. Tante disgrazie e sembra che questo inverno non voglia più smettere, mormorò mordendosi le unghie. Non la smetterà, signora, né oggi né domani. I cadde stanotte non mi hanno Ho lasciato. fatto male, singhiozzò. Chi andò a trovarla in quei giorni ebbe motivo di pensare che avesse perso la ragione, ma non era mai stata più lucida di allora. Prima della carneficina politica, passava le lugubri mattinate di ottobre davanti alla finestra della stanza di casa sua, compassionando i morti e pensando che se Dio avesse fatto festa il giorno di domenica, non avrebbe potuto terminare il mondo. Avrebbe dovuto approfittare di quel giorno,
così non le sarebbero rimaste tante cose malfatte. In fondo, aveva tutta l'eternità per riposare. Il signor Carmichael cercava di arginare il naufragio. Il paese, dopo la morte di José Montiel, che teneva stretto il mercato locale col terrore, intraprendeva rappresaglie. Aspettando i clienti che non arrivavano, un latte guagliao e betume ammonzettato all'agnone, e un mele marcio un talorci, e un formaggio, e angrassavo i firme nell'armate scure in cantine. Non so mausoleo, chino, lampadine e di arcangeli che parevano di marmo. José Montiel scontava se anneri assassini e de sopprose. Nudo, ricco nudo no paese, s'aveva arreccuto tanto, n'ha così tanticchi tempi. Quando arrivava il sindaco nuovo, José Montiel era conosciuto come un ruffianazzo di tutti i sindaci. Una volta era stimato nel paese per essere un uomo religioso e fortunato, perché aveva promettuto alla Chiesa di regalare una statua di San Giuseppe a grandezza naturale se non l'avesse fatto vincere la lotteria. 2 settimane dopo vinci e mantenne la promessa. Quando arrivavo sindaco nuovo, era un ex sergente di polizia, mannato la dittatura per lo arrendomento l'opposizione. Non José Montiel era menicchio, non faceva scantare manco una mosca, ma aveva stato capace di spartere il paese a metà, rinullato. Ci abbiamo tutti i ricchi e dall'altro lato i poveri. E i poveri, il sindaco li mandava a pigliare, la polizia li portava a piazza e li fucilava. Il ricco invece, sempre con il fucile puntato, c'era quei giorni e tempo per scappare sempre dal paese. E così. Mentre io con il sindaco nuovo, non so ufficietto, si facevano i conti del massacro, da povera moglie contava le morti. E quando il sindaco sentiva, si separava davanti e ci diceva: quell'uomo è un criminale, approfitta delle tue aderenze al governo e fa in modo che si portino via quella bestia che non lascerebbe essere umano vivo in tutto il paese. Non José Montiel alluvava rendomento e ci diceva: non farà babba. L'affare che aveva con José Montiel non riguardavano l'ammazzatina dei poveri, ma la fuitina dei ricchi, perché mentre i se ne scappavano, Iddo si ci accattava tutte le terre e le proprietà e il prezzo la digeria Iddo. Non essere ingenuo, diceva sua moglie. Ti rovinerai se continuerai ad aiutarli perché non vadano a morire di fame da qualche altra parte. Loro non ti saranno mai riconoscenti. O scappi e parlo quando mi stai a dire. Non aveva tempo di perdere, non José Montiel. Certo, tempo niente
i due o sindaco fecero il servizio che viene a fare, l'opposizione lo guardano in due mesi. E a così, tempo niente, tempo un anno, è diventato un uomo ricco e potente, tanto che poteva andare a suo figlio mascolo a lavorare in un consolato della Germania e i suoi figli femmine a Parigi. Ricco e potente, ma tutto non onoravo che ossare 6 anni. Allo scadere del primo anniversario della morte, la vedova Montiel sentiva scricchiolare la scala solo dal peso delle cattive notizie. Verso sera arrivava sempre qualcuno. Di nuovo i bandoleros, dicevano. Ieri sera si son portati via una mandria di 50 vitelli. Immobile nella sedia dondolo, rosicchiandosi le unghie, la vedova Montiel si alimentava solo del suo risentimento. Te lo dicevo cos'è Montiel, diceva parlando a se stessa. Questo è un paese senza riconoscenza. Se è ancora caldo nella tua tomba, e già tutti ci hanno voltato le spalle. Nessuno la venne più a trovare. L'unico essere umano che ha visto una divisa interminabile, in cui però non smettevo mai di piovere, fu il Don Cuttolo signor Carmichael, che non ci sia mai nella casa con l'ombrello chiuso, sempre aperto. Il signor Carmichael aveva scritto tante lettere, piccole cose Montiel. Ci consigliava a convenienza di tornare e occuparsi dell'affare del suo papà. Aveva arrivato pure a fare, diciamo, delle considerazioni personali sopra la salute della vedova. Aveva ricevuto solo risposte elusive. Alla fine, un figlio di Montiel ha risposto che non ci voleva tornare in tuo paese perché si scandava di essere ricevuto affociolato. E a così il signor Carmichael salì nella stanza della vedova e si vide costretto a confessarle che era quasi ridotta in rovina. Tanto meglio. Ne ho fin sopra i capelli di formaggi e mosche. E lei, se vuole, prenda quello che le serva e mi lasci morire in pace. Da quel momento, l'unico contatto col mondo rimase solo concentrato nelle lettere che scriveva alle figlie ogni fine mese. Questo è un paese maledetto, virgola. Rimanete lì per sempre, virgola. E non preoccupatevi di me. Punto. Io sono felice sapendo voi che siete felici. Punto. Le figlie le rispondevano a turno e le loro lettere erano allegre. Si vedeva che erano scritte in paesi tiepidi e ben illuminate e le ragazze si riflettevano in tanti specchi quando si fermavano a pensare. Nemmeno loro volevano tornare. Questa sì che civiltà, dicevano. Lì da te non troveremo un buon ambiente.
È impossibile vivere in un paese dove si assassina la gente solo per questioni politiche.